Ero in lista per parlare, Giuseppe Algeri. Presidente Bolla. Sono Giuseppe Algeri, sono un socio, dipendente di Veneto Banca e rappresentante sindacale della Tavidi. Signor Presidente, signor amministratore Ciocci, mi dispiace constatare ancora una volta che viviamo nel paese della memoria corta, dove nonostante la storia si ripeta, sempre non si riesce mai a trarre alcun insegnamento dagli errori del passato. Si dimenticano e basta. È da oltre un secolo che assistiamo a scandali che hanno avuto per protagonisti diverse banche italiane, ne cito solo alcuni. Nel 1921 fallì la banca di Scopo. Il conto lo pagano 500.000 risparmiatori. Nel 1982, a causa di un buco finanziario di 1.200 miliardi di vecchie lire, il Banco Ambrosiano viene messo in liquidazione. Nel 2003 scompare 3 euro noti, insieme ai soldi di quanti abbiamo finanziato in prima persona quel progetto, bruciati 15 milioni di euro. Nel 2005 tocca la Popolare di Lodi, dove alcuni dirigenti vengono arrestati con l'accusa di associazione per delinquere, finanziata da corporazione indebita, con addebiti ingiustificati sui conti della clientela. Parallelamente giunge a compimento la centenaria storia del mondo dei passi, dove vengono contestati reati di manipolazione dei mercati che ostacolano le attività di Milano. Nel dicembre del 2011 la Popolare di Milano anticipa di 18 mesi la conversione delle obbligazioni, regalando il 90% di perdite a oltre 15.000 risparmiatori. Nella storia recente, Banca Marche, Liguria, Carimpieri e Carige, nei quali circa 130 azionisti, 130.000 azionisti e più di 10.000 clienti che ne avevano sottoscritto le obbligazioni. La fiducia dell'opinione pubblica nelle banche è crollata ai minimi storici. Di cosa meravigliarsi? Ormai è evidente, anche in Veneto Banca, attraverso veri e propri artifici, ci hanno fatto credere di essere soci di una realtà che rispetto al resto delle aziende del settore non risentiva della crisi. Trasformazione SpA, sì o no? Assolutamente sì, perché purtroppo non c'è alternativa. Non posso però che insistere nel chiedere maggiore trasparenza e coinvolgimento. Insisto nel sostenere che la consulenza e i servizi che si forniscono dovranno essere quelli di cui hanno realmente bisogno soci e clienti, servizi di qualità e customer experience coinvolgenti. Negli anni delle vacche grasse è stato imposto un morchio di fucili che qualche bravo dirigente, bravo per modo di dire, si ostina ancora a praticare, obbligando i propri collaboratori a un approccio che sfrutta il rapporto di fiducia dipendente-cliente, anziché utilizzare le relazioni per conoscere meglio la propria clientela, comprendendo i bisogni e i problemi e per fornire le giuste soluzioni. Non dimentichiamoci che la banca esiste grazie ai soci e ai clienti. Prendiamo tutti quanti, soci e dipendenti, pretendiamo un modo diverso di fare banca. Mi rivolgo ai miei colleghi, dobbiamo pretendere di poter lavorare meglio perché un bravo dipendente non è quello che è, quasi sempre a causa delle pressioni commerciali, non si pone troppi scrupoli pur di raggiungere il budget. Stiamo pagando le conseguenze proprio di quel modo di fare banca. Non è troppo tardi, concludo, e con un amministratore delegato come Cristiano Carlos, se continuerà a non aver paura di tirare fuori gli scheletri dagli armadi, perché ce ne sono ancora parecchi, e continuerà a condividere certe strategie, ce la possiamo fare. Grazie. Grazie. La signora